Prima corsa della serata, un confronto per i puledri di 2 anni, debuttanti in pista per soli maschi. All'1 Giglio degli Dei, 2 Gambler Trio, 3 Goku Rec, 4 Guzio P, 5 Gildi Girifalco, 6 Giuda di Risaia, in seconda fila 7 Jimmy Xin. Autostart che prende velocità, si prepara al lancio. Con cautela Guzio P. Si parte con veloce Gambler Trio che prova a scavalcare Giglio degli Dei, il quale mantiene la figura all'interno. Al largo prova la progressione Goku Rec, poi l'errore di Jimmy Xin, quarta posizione per Gildi Girifalco. All'imbocco della prima piegata insiste Goku Rec che attacca e tende a passare nei confronti di Giglio degli Dei, 200 in 15,3. Goku Rec ha preso l'iniziativa nei confronti di Giglio degli Dei, terza posizione per Gambler Trio, poi Gildi Girifalco, 400 in 34. Sulla curva di sinistra guida il Sauro da Turbosund, interpretato da Marcello Di Nicola, che completa i primi 600 metri d'avanguardia in 46,9. Seconda posizione per Giglio degli Dei, la terza per Gambler Trio, poi Gildi Girifalco che si avvicina gradualmente. Sposta Giglio degli Dei all'esterno di Goku Rec, va già all'attacco 800 dalla conclusione, 1, 2 e 7 per i primi 800 metri di corsa, con in vantaggio Goku Rec. Gambler Trio che guadagna lungo i birilli, di fuori Giglio degli Dei, poi Gildi Girifalco, il chilometro che Goku Rec passa in 1,18,2, allunga nei confronti di rivali, sposta dalla quarta posizione con buon piglio Gildi Girifalco che inizia la sua risalita, arriva accanto a Giglio degli Dei a 400 dalla conclusione, però c'è sempre da andare a riprendere Goku Rec che si mantiene in buon vantaggio nei confronti di Giglio degli Dei e di Gildi Girifalco. Poi Gambler Trio, quando siamo ormai all'ingresso della dirittura d'arrivo, Goku Rec è in vantaggio a 200 metri dalla conclusione, Giglio degli Dei si mantiene secondo con accanto Gildi Girifalco, poi Gambler Trio, Goku Rec in vantaggio nei confronti di Giglio degli Dei che prova sul passo, poi ancora Gildi Girifalco nel finale, Goku Rec che vince facile nei confronti di Giglio degli Dei, al terzo Gildi Girifalco, 30,5 ad arrivare. 1,17 spaccato il ragguaglio cronometrico per il bel coast to coast di Goku Rec. Marcello Di Nicola, Marco Marini, i colori di Leonardo Vastano. Bel successo, bella presentazione per questo Sauro da Turbosund e Tullia Rec che si impone in coast to coast a ragguaglio cronometrico decisamente interessante per essere al 2 di luglio. Corre bene al secondo Giglio degli Dei, al terzo Gil di Girifalco.